Tragico pomeriggio a Noventa Vicentina. Quella che va in scena è una rapina dove una donna di 50 anni del Veronese ha perso la vita e la nipote, che era con lei, è sotto shock. È circa l'1 del pomeriggio quando una Mercedes, con a bordo le due donne, zia e nipote, si ferma davanti all'ufficio postale del paese. In precedenza si erano già fermate a Lonigo per un prelievo. Alla guida sembra, secondo una ricostruzione, che vi sia la ragazza che scende per fare appunto il banco posta. La zia resta in auto, poi succede l'irreparabile. All'improvviso sarebbero comparsi due individui, uno avrebbe puntato alla ragazza, forse credendo avesse già prelevato. Lei resiste, l'altro individuo invece sarebbe salito in auto. Sono momenti concitati, la cinquantenne viene scaraventata fuori dalla Mercedes, lei si aggrappa alla portiera, l'auto parte, probabilmente sgommando, la donna sembra rimanere attaccata a pochi metri e rimane a terra in strada quando sopraggiunge un'altra auto e la investe. Sull'asfalto rimangono il sangue e una scarpa della vittima, soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale San Bortolo di Vicenza. La cinquantenne, per le lesioni riportate, è deceduta. Sotto shock la nipote. I banditi in fuga con la Mercedes poco dopo si schiantano contro un palo e abbandonano l'auto, ma ad aspettarli ci sarebbe stata una Panda pronta per la fuga dei banditi, di cui al momento si sono perse le tracce, ma potrebbero essere utili all'indagine dei carabinieri le telecamere di videosorveglianza installate da poco. Per la videosorveglianza la stiamo implementando perché abbiamo avuto proprio di recente, da qualche giorno, un contributo regionale, ma comunque siamo coperti perché, come ripeto, tutte le entrate e le uscite dal paese sono coperte.